Furti in abitazione più 15%, un'escalation senza precedenti per la provincia di Pordenone. I dati del resto fotografano in modo impietoso quelle che fino a questo momento erano solo le impressioni dei cittadini. I topi d'appartamento scalpitano, scassinano, rubano e scappano, costringendo l'Arma a prendere provvedimenti celeri. In questo momento la nostra area più sensibile, dove stiamo riversando la maggiore attenzione è il sud del Pordenonese, dove c'è stata un'attività anche ultimamente predatoria abbastanza importante. Secondo le forze dell'ordine, a compiere i furti non sono dei ladri professionisti, quanto piuttosto dei trasfertisti del crimine, talvolta, anche questo lo dicono i dati relativi agli arresti, di origine nomade provenienti dalle province venete di Treviso e Belluno. Criminali di piccolo calibro, magari con qualche precedente, specializzati in questo tipo di assalto, capaci di scassinare una porta o infrangere un vetro in pochi istanti e poi di rintracciare contanti e gioielli senza lasciare tracce. A spingere la malavita veneta verso i confini friulani, secondo le forze dell'ordine, sono le false convinzioni diffuse nel mondo del crimine. Forse è una leggenda metropolitana che passa all'interno della delinquenza. Sembra che siano più portati a venire in Friuli, perché sembra che la giustizia friulana sia più buona, tra virgolette più buona, ma credo che sia soltanto una leggenda metropolitana. Per i pordenonesi difendersi dagli assalti è dunque sempre più difficile. I consigli sono quelli di sempre: non tenere contanti in appartamento, installare un impianto d'allarme e magari tenere un cane in casa che possa richiamare l'attenzione del vicinato in caso d'assalto.